Buongiorno e ben trovati, prima edizione dei nostri telegiornali e tutte le notizie fresche delle ultime ore in diretta insieme a voi per raccontarvele, aggiornamenti di cronaca come di consueto in primo piano. Torneremo poi a parlare dell'ondata di maltempo delle scorse ore, parleremo di diverse operazioni, Carabinieri, Guardia di Finanza, e poi andremo anche in laguna a Venezia dove rimane il pericolo anche legato alla velocità delle imbarcazioni. Ma iniziamo con la cronaca, facciamo un passo indietro, andiamo alla rissa dello scorso novembre a Mogliano Veneto. Siamo dunque in provincia di Treviso, si sono concluse le indagini dei carabinieri, vediamo insomma quello che è stato il risultato. Il 10 novembre 2025 a Mogliano era scoppiata una rissa, però finita nel sangue. 3 persone erano rimaste ferite con colpi, con fendenti ed arma da taglio. Erano stati esplosi anche alcuni colpi di arma da fuoco, un fatto che aveva suscitato davvero preoccupazione tra i cittadini. Ora i carabinieri hanno concluso le indagini, 2 persone sono state arrestate, sono con il comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso, il tenente colonnello Stefano Mazzanti. Buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, concluse le indagini, 2 persone arrestate. Sì, come diceva lei, un'indagine serrata, proprio perché l'episodio aveva destato allarme sociale, soprattutto nella comunità di Mogliano e nei comuni limitrofi. Avevamo da subito individuato un gruppo che poteva corrispondere a quelli che erano gli aggressori e attraverso le attività tecniche siamo riusciti poi a identificare questi soggetti in appunto questi fratelli albanesi residenti nel veneziano. La contesa sembra che fosse scoppiata per una donna, una ragazza di origine moldava che diciamo era contesa tra le 2 fazioni. Si tratta di 2 gruppi di albanesi con precedenti penali, soprattutto le 2 persone che sono state arrestate. Sì, si tratta di 2 gruppi di albanesi, come dicevo i 2 arrestati nei cui confronti appunto il GIP di Treviso ha emesso delle ordinanze di custodia, per l'uno in carcere, per l'altro agli arresti domiciliari, erano diciamo di origine albanese residenti nel veneziano e avevano precedenti penali. Comandante, la cosa che preoccupa maggiormente è che entrambi i 2 gruppi erano arrivati comunque armati. Beh sì, da quello che siamo riusciti a capire attraverso le indagini, entrambi si erano dati appuntamento, quindi doveva apparire inizialmente come un chiarimento che poi però è strasceso in quello che era una vera e propria rissa, perché entrambi poi erano andati preventivamente armati, gli uni di coltello e l'altro con una pistola, e quindi avevano messo in conto che la cosa poteva degenerare, e così come è successo. Grazie davvero, grazie comandante. Ci spostiamo nel Padovano con la polizia che ha individuato i 4 responsabili del tentato assalto con esplosivo allo sportello bancomat di Villafranca Padovana lo scorso luglio, sequestrati Giamere e Passamontagna. E allora tutti gli aggiornamenti in diretta con Valentina Visentina insieme a Federico Cibotto. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Padova. È quel che è parso chiaro fin dai primi istanti agli investigatori della squadra mobile di Padova era il fatto che non si trattava di certo di una banda sprovveduta, anzi una banda ben organizzata, perché pochi minuti prima di tentare l'assalto allo sportello bancomat lo scorso 26 luglio a Villafranca Padovana avevano rubato un'auto con un'azione fulminea e durata pochi istanti, con una macchina che era stata utilizzata poi per scappare. La stessa auto rubata poi era stata vista proprio davanti allo sportello bancomat di Villafranca, che doveva essere fatto saltare in aria con dell'esplosivo. Il colpo però non è andato a buon fine solo perché per la troppa energia messa dalla banda di ladri, ed è scattato così il sistema anti-intrusione con l'esplosione di
alcuni con i fumogeni che sono esplosi hanno messo in fuga i ladri, ma grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza i poliziotti della squadra mobile di Padova hanno ricostruito i movimenti della banda e hanno individuato le relazioni: 4 uomini, 4 padovani, alcuni noti perché in passato legati alla mala del Brenta, sono stati subito appunto individuati e nelle perquisizioni nelle loro abitazioni sono stati trovati i passamontagna, gli indumenti usati per il tentato assalto e soprattutto il jammer, un dispositivo elettronico per disturbare le frequenze. Molto probabilmente la banda era già pronta ad agire, ce l'ha confermato anche il questore di Padova, che adesso sentirete. Per i 4 la procura ha chiuso le indagini e ha chiesto il rinvio a giudizio, ma sentiamo appunto i dettagli dell'operazione dalle parole del questore di Padova, Marco Dorisio, e poi la linea può tornare allo studio. Sì, sono stati praticamente individuati i componenti di questo gruppo, 4 persone, per le quali poi appunto si è arrivati alla conclusione delle indagini, da trascorsi diciamo con un curriculum già con precedenti condanne per reati specifici, ma anche reati contro la persona e contro il patrimonio, alcuni già gravitanti nella cosiddetta mala del Brenta. Infatti hanno un'età riconducibile tra i 50 e oltre i 60 anni. L'indagine ha avuto inizio all'indomani dal furto di un'autovettura avvenuto il 26 di luglio dello scorso anno, a seguito del quale poi è stata utilizzata, ricostruendo gli investigatori della squadra mobile appunto i passaggi di quest'auto, i movimenti, utilizzata nell'assalto poi fallito a Villafranca padovana ai danni di uno sportello di un'agenzia di una banca, dove appunto mentre caricavano l'esplosivo e altro poi è scattato il sistema appunto nebbiogeno e hanno desistito. Tutta una serie quindi di accertamenti, le indagini subito si sono indirizzate, perché questa è ormai una tecnica particolarmente diffusa anni addietro, attualmente non se ne verificano tanti, e quindi proprio ricostruendo i movimenti dell'autovettura rubata coinvolta in questo appunto assalto, indirizzandosi verso soggetti già con precedenti specifici, quindi sono state così individualizzate le condotte. La procura ha disposto delle perquisizioni che hanno anche dato riscontro probatorio, in quanto sono stati rinvenuti ovviamente passamontagna, jammer, tutto il necessario, piedi di porco, quindi necessario che viene utilizzato per questo tipo di assalti. Sicuramente quindi è stata inertizzata questa batteria, e quindi poi l'avviso delle conclusioni indagini. Si stanno anche ricostruendo investigativamente anche altri colpi avvenuti in quello stesso periodo, per così verificare un eventuale loro coinvolgimento anche in questi altri tipi di assalti. E molto probabilmente la banda era pronta ad agire di nuovo? Sicuramente sì, visto che non era andata a buon fine il colpo lì della notte del 26 luglio, si accingevano probabilmente a commettere un altro, e quindi anche questa attività con le perquisizioni delegate dalla procura ha fatto sì che si stoppasse definitivamente dal punto di vista criminale. Torniamo a Treviso. Volontario della Caritas colpito con un coltello al volto da un ex ospite dopo una violenta discussione. Don Bruno Baratto, direttore della Caritas Treviso, ha deciso di sospendere i servizi. L'aggressore è un ex ospite che era stato già allontanato dalla Caritas per il suo comportamento violento. L'altra sera l'uomo, un 28enne del Camerun, ha cercato di entrare in mensa. Ne è nata una discussione con un volontario, un moldavo 35enne. A quel punto il cittadino africano ha estratto un coltello ed ha colpito l'operatore al volto, un fendente che ha provocato una ferita guaribile in una decina di giorni. Questo ci provoca a chiederci come fare in maniera di tutelare il lavoro di 20 operatori, 100 volontari e anche gli ospiti che non c'entrano nulla con questo, per dare un minimo di tutela al lavoro che facciamo, per poterlo fare con serenità come finora. Per cui abbiamo deciso di sospendere i servizi di mensa, lavanderia, docce e servizi igienici. Teniamo parte soltanto l'accoglienza notturna fino a lunedì, perché vogliamo nel frattempo riuscire a mettere in atto qualcosa che ci dia la possibilità di riprendere con serenità.
Lo straniero, dopo aver colpito il 35enne, si è dato alla fuga. Sull'aggressione, che non è la prima, sta indagando la polizia. Una decisione, quella di sospendere i servizi, spiega Don Baratto, necessaria ma presa a malincuore. Una decisione per noi pesante, non ci sia mai stata una sospensione così lunga dei servizi in Caritas, però ci siamo detti che era opportuno proprio per fare in maniera di poter continuare nella maniera migliore possibile. In un comunicato la Caritas spiega che lavorare con persone in situazioni di fragilità è un impegno che dà la soddisfazione di prendersi cura di chi ne ha più bisogno, comporta però anche difficoltà e qualche rischio. Negli ultimi tempi purtroppo vi è stato un aumento di manifestazioni di aggressività tra coloro che usufruiscono dei servizi Caritas in Casa della Carità, soprattutto nell'accesso alla mensa. Con un numero di persone molto alto, da 80 a 100 ogni sera, il rischio aumenta. Aumentano coloro che per motivi diversi si ritrovano particolarmente incattiviti dalla vita o fanno uso di sostanze o hanno scompensi a livello psichico. Rimangono comunque una piccola minoranza, ma i comportamenti di pochi mettono a rischio l'incolumità di operatori, volontari e anche degli altri ospiti. La cronaca ci porta nel Bassanese, ampia attività di controllo del territorio messa in campo dai carabinieri della compagnia di Bassano, ha portato a diverse denunce. Tutti i dettagli in diretta con Monica Smiderle, insieme a lei Andrea Benetti. Buongiorno. Buongiorno a te Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Dicevi bene, noi ci troviamo proprio davanti alla caserma dei Carabinieri di Bassano del Grappa, sede del comando di compagnia. Sono numerosi i controlli del territorio messi in atto nelle ultime ore da parte dei militari dell'Arma, controlli che hanno interessato ampie aree del comprensorio bassanese, da Cassola a Nove, da Valbrenta a Romano Dezzelino. Partiamo da Cassola con la notizia di un'ex guardia giurata che è finita nei guai per detenzione abusiva di armi. Sentiamo tutti i particolari nel servizio di Vanessa Banzato. Ex guardia giurata cambia casa ma non segnala il trasferimento delle pistole che detiene con porto d'armi, tra l'altro scaduto, nella nuova abitazione. Denunciato un 32enne residente a Cassola per porto abusivo e omessa ripetizione della denuncia e ridetenzione. I carabinieri della stazione di Romano Dezzelino, durante un controllo domiciliare a seguito di accertamenti mirati, gli hanno trovato in casa 2 pistole Beretta, una calibro 921 munita di 50 cartucce, l'altra calibro 7,65. Al proposito, il 32enne non aveva alcuna autorizzazione per trasportare le armi dal precedente indirizzo a quello attuale di domicilio, ammettendo sia di non averne dato comunicazione alle autorità preposte, sia di non aver presentato la documentazione necessaria per poter continuare a detenere in casa le stesse, avendo il porto d'armi non più valido. Documento del quale era titolare quando svolgeva l'attività di guardia giurata. Per lui è dunque scattata la denuncia e le pistole sono state sottoposte a sequestro penale. È finito nei guai anche un 50enne residente a Schiavon che a Nove è finito fuori strada con la propria autovettura. Sottoposto dai carabinieri al accertamento alcolemico, è risultato positivo con un tasso pari a 1,72. Al 50enne di Schiavon è stata ritirata la patente, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca. E adesso invece ci spostiamo in Valbrenta, dove davvero si è rischiata la tragedia per un'auto che è finita di traverso e si è bloccata sui binari del treno. Siamo a San Nazario, sentiamo il servizio di Mirko Cavallin. Le luci rosse di segnalazione erano già accese e le sbarre del passaggio a livello si stavano già abbassando, ma un automobilista ha deciso comunque di tentare l'attraversamento con la sua vettura. La bravata, che costituisce una violazione al codice della strada, non è riuscita e il veicolo è rimasto incastrato sull'unico binario della linea fra Trento e Bassano, all'altezza dell'abitato di San Nazario, in comune di Valbrenta. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Bassano, che sono riusciti a interrompere la circolazione ferroviaria per consentire
consentire la rimozione del veicolo ed evitare conseguenze più gravi. Il conducente, un cittadino argentino di 24 anni residente nella provincia di Roma, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. In base all'articolo 147 del Codice della strada rischia una multa tra i 200 e gli 800 euro. Secondo la medesima normativa, l'automobilista avrebbe potuto e dovuto spostarsi dai binari, eventualmente anche abbattendo le barriere. In caso di recidiva rischia la sospensione della patente. Per il momento da Bassano, per quanto riguarda la pagina della cronaca, è tutto. Francesca, se non ci sono domande, la linea torna allo studio. Grazie davvero Monica, restiamo nel Vicentino con Luisa Bertini e Simone Squarcina per una articolata operazione della Guardia di Finanza di Vicenza che ha portato alla confisca di diversi immobili. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Parliamo di una villa di lusso immersa nei Colli Iberici, ma anche di terreni, auto, milioni di euro, tutti finiti sotto sequestro. È il bilancio di un'operazione portata a termine dalla Guardia di Finanza di Vicenza nei confronti di 4 ex amministratori di una società a cui vengono contestati a vario titolo reati come truffa aggravata ai danni dello Stato, malversazione di erogazioni pubbliche e bancarotta fraudolenta. Per tutti i dettagli del blitz messo in campo dalla Finanza sentiamo insieme il prossimo servizio e poi la linea può tornare allo studio. Sequestri per oltre 4 milioni di euro e sigilli anche a una villa di pregio con piscina sui Colli Iberici ad Arcugnano, valutata più di 2 milioni e mezzo di euro. È il risultato dell'operazione Frequenze Distorte, condotta dalla Guardia di Finanza di Vicenza e coordinata dal procuratore Giorgio Lino di Vicenza. Nel mirino 4 ex amministratori di una società per azioni del settore automotive, già finita in liquidazione giudiziale nei primi mesi del 2025. Le ipotesi di reato a vario titolo sono pesanti: truffa aggravata ai danni dello Stato, malversazione di erogazioni pubbliche e bancarotta fraudolenta. Secondo gli investigatori del nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Vicenza, gli amministratori avrebbero aggravato la situazione debitoria dell'azienda con operazioni considerate dissipative e poi ottenuto finanziamenti pubblici attraverso documentazione e dati contabili ritenuti dai finanzieri non veritieri. Sotto la lente 2 operazioni finanziarie garantite dallo Stato, un finanziamento da 7 milioni e mezzo di euro erogato da Invitalia e uno da 1,5 milioni di euro concesso da Banca Sistema e garantito da SACE. Parte delle somme, secondo la Finanza, sarebbe stata destinata a finalità diverse da quelle dichiarate nei progetti di investimento. Le Fiamme Gialle contestano inoltre trasferimenti per 3 milioni e 800 mila euro verso società controllate estere e la concessione di immobili all'estero per 2 milioni e 800 mila euro a fronte di corrispettivi mai realmente versati. Tra gli episodi contestati anche compensi non deliberati e l'utilizzo in debito di crediti di imposta finanziati con fondi del PNR per alcune centinaia di migliaia di euro. La Procura e la Guardia di Finanza di Vicenza ricordano comunque che il procedimento è ancora nelle fasi delle indagini preliminari e che vale il principio della presunzione di innocenza. La tragedia di ieri a Mirano, un 50enne si è dato fuoco in casa dopo una lite con la moglie. Ho iniziato a vedere il fumo, sono arrivati i carabinieri e dopo un po' c'è stata la deflagrazione. Quindi lei ha sentito lo scoppio? Sì, erano tutte chiuse le tapparelle, il fumo che veniva fuori, diciamo, dalle persiane e poi anche di là, insomma. Erano da poco passate le 9 quando un 50enne di origine moldava, residente a Vetrego di Mirano, si è dato fuoco in casa. Un'esplosione che ha sconvolto i vicini, che raccontano di aver sentito uno scoppio fortissimo. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, dopo una lite con la moglie quarantenne, avrebbe atteso che lei e i figli uscissero di casa, per poi cospargere di benzina vari punti dell'abitazione e aprire il gas.
Stava aspettando che la donna rientrasse dopo aver portato la figlia a scuola, chiamandola ripetutamente, mettendole fretta, un comportamento che l'ha spaventata, inducendola ad avvisare i carabinieri. Una volta arrivata a casa, infatti, il fortissimo odore di benzina lungo le scale l'ha portata a rifugiarsi da una vicina e quando i militari del nucleo investigativo sono arrivati, lui, che probabilmente li aveva visti dalla finestra, sentendosi ormai senza scampo, ha dato fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 7 squadre provenienti da Mira e Mestre, poi integrate dai volontari di Mirano. I sanitari del SUEM 118 hanno fatto il possibile per salvare il 50enne, ma le ustioni riportate erano troppo gravi e non c'è stato nulla da fare. Una tragedia dai contorni ancora poco chiari che avrebbe potuto coinvolgere anche altri condomini, rimasti invece illesi. Sono stati allontanati dalle proprie abitazioni per permettere di effettuare le verifiche strutturali della palazzina a 2 piani e la messa in sicurezza dell'immobile, oltre allo smaltimento dei fumi dell'incendio. Chi conosceva l'uomo, anche se in modo superficiale, è sorpreso. È strano perché era una persona, insomma, oddio. Abbiamo mangiato e bevuto anche insieme, che la mente umana poi si sa cosa viene fuori. Ma mi dispiace, siamo dolorati. L'omicidio di Muggia, Olena Stasiuk, va a giudizio immediato per l'omicidio del figlio di 9 anni Giovanni Trame, accoltellato alla gola 6 mesi fa, la prima udienza a luglio. Niente udienza preliminare, va a giudizio immediato la 55enne ucraina Olena Stasiuk, accusata dell'omicidio volontario pluriaggravato del figlioletto Giovanni Trame, di soli 9 anni, nella casa di Piazza Marconi a Muggia esattamente 6 mesi fa. Lo ha disposto il GIP di Trieste Francesco Antoni su richiesta del pubblico ministero, che ha atteso l'esito della perizia psichiatrica per rinviarla a giudizio. La donna sarà processata davanti alla Corte d'Assise il prossimo 10 luglio. Tra le aggravanti che le vengono contestate ci sono la crudeltà per aver infierito sul corpo del figlio, l'uso del coltello, la minorata difesa della vittima, il vincolo di parentela e i motivi futili e abietti che la madre omicida avrebbe espresso con frasi deliranti. Il 12 novembre era un mercoledì, unico giorno in cui alla donna era concesso un incontro non sorvegliato con il figlio nel quadro della causa per l'affidamento con l'ex marito Paolo Trame. La perizia psichiatrica, pur riconoscendo la donna affetta da un grave disturbo paranoide, ha stabilito che il giorno dell'omicidio era in grado di intendere e volere, mentre la difesa continua a sostenere il totale vizio di mente. La Procura di Trieste ha aperto anche un fascicolo parallelo sulle eventuali responsabilità di chi si è occupato negli anni della vicenda familiare nella quale è maturata la tragedia dell'omicidio del piccolo Giovanni. Dopo l'ennesimo incidente sfiorato con una gondola la settimana scorsa, il presidente dell'Associazione Gondolieri di Venezia accende i riflettori sulla sicurezza della navigazione in Canal Grande. Tra traffico acqueo e mezzi veloci il rischio aumenta ogni giorno, sono le parole di Andrea Balbi, che è ospite di Anna Maria Parisi, in diretta insieme a Sandro Ponchio. Buongiorno Anna Maria. Sì, buongiorno anche a te Francesca. Un incidente sfiorato nello scorso fine settimana, come dicevi tu, in Canal Grande, con la gondola messa fortemente in difficoltà dal moto ondoso, e si riaccende il focus sulla questione Barca Velox, attivo, lo ricordiamo, dal 1° agosto dell'anno scorso, con all'attivo poco più di 2000 sanzioni. Funziona davvero, queste ed altre criticità esposte dal nostro ospite Andrea Balbi, presidente dell'Associazione Gondolieri di Venezia, naturalmente. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Cosa è successo esattamente nello scorso fine settimana? Sì, nello scorso weekend c'è stata un'inversione di tendenza rispetto a prima, perché comunque il Barca Velox è in funzione, funziona, le sanzioni vengono date, però c'è stata questa, ripeto, inversione di tendenza che ha messo in grosse difficoltà, insomma, la sicurezza delle barche, non solo delle gondole ma comunque di tutte le imbarcazioni, soprattutto poi delle barche a remi. Questo comunque è una domanda che bisognerebbe fare a chi ha provocato il moto ondoso, perché alla fine, insomma, bisogna capire per quali motivi c'è stata questa inversione di tendenza
e con che finalità. Ecco, giustamente lei è molto cauto nell'esposizione dei fatti. Concretamente la gondola stava per rovesciarsi e per cadere, abbiamo anche il filmato. Come mai, ci si domanda, forse anche questa corrispondenza di eventi in occasione di altri eventi quali la Biennale, mi viene da dire, forse tanta gente anche? Allora, sicuramente perché c'è tanta gente, ma questo non deve essere una scusa per non rispettare quelli che sono i regolamenti, compreso insomma il limite di velocità, sanzionabile appunto con il barcavelox. Le gondole erano in difficoltà, l'incidente sfiorato la vedo un po' troppo forte, in difficoltà sì, in grosse difficoltà, in alcuni momenti. Nel momento in cui la gondola rischia di cadere è un incidente sfiorato di fatto, no, non è che voglia convincerla. No, assolutamente, tecnicamente la gondola stava andando addosso alle altre, cioè si stava appoggiando addosso alle altre gondole, non stava rovesciando. È stato bravo il gondoliere che è riuscito con una manovra repentina a riportarla insomma lontana dall'eventuale impatto. Ecco, ogni quanto si verificano episodi di questo tipo che mi diceva non sono proprio all'ordine del giorno ma sono sempre più frequenti? Beh, da quando è andato in funzione il barcavelox sono diminuiti per fortuna drasticamente. L'ultimo l'abbiamo visto qualche giorno fa, questo fine settimana, ma sicuramente prima che fosse messo in funzione il barcavelox c'è stato qualche episodio di difficoltà. Sì. Senta Balbi, allora cosa chiedete voi gondolieri e soprattutto legata alla questione sicurezza e quindi barcavelox? Le telecamere ci sono, forse con le criticità resta il dubbio che magari non siano sempre operative o cosa? Ma sono cose che si dicono, sono leggende metropolitane, sono sempre operative, 24 ore su 24. Io non devo fare il paladino difensore del barcavelox o delle telecamere, questo è quello che ci hanno detto e questo che noi sappiamo e ci crediamo. La cosa da dire è sensibilizzare chi va in barca a motore che vada più piano, che rispetta i limiti di velocità, perché comunque se non ha a cuore la sicurezza delle altre imbarcazioni deve avere comunque a cuore la nostra città. Ecco, con questo appello di Andrea Balbi, presidente dell'Associazione Gondolieri di Venezia, ti restituisco la linea e chi vuole intendere intenda. La linea te la restituisco con la parte tecnica curata da Sandro Ponchio. Grazie Andrea Balbi. Grazie. A voi. Grazie anche da parte nostra ad Andrea Balbi e grazie anche ad Anna Maria Parisi e Sandro Ponchio. Ancora cronaca su delega della Procura di Milano. Oggi i militari del nucleo investigativo di Venezia con il supporto del Comando Provinciale Carabinieri di Milano hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Milano nei confronti di 8 soggetti, tutti di nazionalità rumena, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti contro il patrimonio, nonché di furto aggravato e ricettazione. Le indagini sono iniziate dal furto dell'aprile 2024, di furto di pelletteria di alta gamma in un'azienda a Fossò, nel Veneziano. Il valore del furto superiore a 600.000 euro. L'attività investigativa ha consentito di individuare un sodalizio operante tra Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, dedito a furti e danni di autotrasportatori, poli logistici e scali ferroviari. È stata individuata a Milano la base logistica del gruppo dove era stata nascosta refurtiva per un valore superiore a 550.000 euro. Parliamo di elettrodomestici, calzature, computer e prodotti cosmetici, merce che poi era destinata alla ricettazione. 2 indagati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, altrettanti all'obbligo di dimora nella provincia di Milano e 3 all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre un destinatario dell'obbligo di dimora è attualmente irreperibile. Sono stati poi deferiti ulteriori 11 soggetti per gli stessi reati non destinatari di misure restrittive.
La tragedia di Calino di Chioggia con i 3 braccianti morti sabato scorso, sarà il governo marocchino a farsi carico del rimpatrio delle salme. Sarà il governo del Marocco a farsi carico del rimpatrio delle salme di Abdelghani Gari, 33 anni, El Arbi Saifi, 36 anni e Yassin Mazid, 28 anni. I 3 braccianti marocchini morti nella tragedia di Calino, nel minivan precipitato nell'idrovora di Sant'Anna. Lo ha comunicato il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, in contatto con le rappresentanze consolari marocchine. Siamo anche in contatto con il consolato del Marocco, che ci ha ovviamente dato la piena disponibilità anche nel contattare eventuali parenti o amici, anche per le spese da sostenere poi per il trasferimento delle salme nel paese d'origine. E appena avremo una data precisa, quando verranno fatte le loro celebrazioni, le cose che sono previste per la loro religione, andremo a proclamare appunto in quella giornata il lutto cittadino. Intanto la Procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. I carabinieri del nucleo dell'Ispettorato del Lavoro stanno approfondendo anche il contesto occupazionale legato alle ditte impegnate nel reclutamento di manodopera agricola. Il sindaco ha inoltre annunciato un incarico per la nuova progettazione viaria del tratto dove è avvenuta la tragedia, per progettare una sorta di bypass, di nuova strada, proprio per eliminare quella parte di curve che ci sono nella zona dell'idrovora di Calino, proprio per evitare questi incidenti stradali. Botte, minacce e furti a ripetizione per una ragazza di 16 anni, è scattato il DASPO Willy, siamo a Padova. A 16 anni ha già una lunga serie di denunce a suo carico per furti, lesioni personali, minacce e altri episodi di bullismo compiuti nella zona della stazione di Padova, delle piazze e perfino a Piove di Sacco, dove lo scorso ottobre ha picchiato con calci e pugni un venditore ambulante bengalese invalido per rubargli dei fiori. Lasciato dolorante su una panchina, la sedicenne l'ha picchiato di nuovo pochi minuti dopo, quando l'ha nuovamente incontrato per strada. E così il questore ha disposto nei confronti di questa giovane marocchina 2 provvedimenti di DASPO Willy che le vietano per 3 anni di avvicinarsi a tutti i locali pubblici della stazione, di Corso del Popolo e delle piazze. Lo stesso provvedimento che era stato preso nei suoi confronti alcuni mesi fa per vari episodi di furti, ad esempio profumi per centinaia di euro in un negozio del centro, e di bullismo, come quando ha aggredito senza motivo una coetanea, finita poi al pronto soccorso a calci e pugni in un bar della stazione. Da gennaio sono così salite a 25 le misure di prevenzione personale tra DASPO Willy, DASPO fuori contesto e avvisi orali nei confronti di minorenni socialmente pericolosi, tra episodi di bullismo, movida violenta, minacce, furti e rapine. I carabinieri forestali del nucleo di Valdobbiadene, nell'ambito della quotidiana attività di controllo del territorio per prevenire reati ambientali, hanno proceduto al sequestro preventivo di 450 metri cubi di rifiuti, li state vedendo nelle immagini, rifiuti pericolosi e non pericolosi, nonché dell'area di circa 700 metri quadrati nella quale erano depositati. L'operazione si è sviluppata su iniziativa dei militari insospettiti dalla presenza dell'ingente quantitativo di materiali accumulati in un terreno a Follina destinato a esclusivo uso agricolo. I controlli hanno accertato l'esistenza di una vera e propria discarica non autorizzata, al cui interno, oltre al massiccio quantitativo di rifiuti metallici e ferosi, è stata rilevata anche la presenza di rifiuti pericolosi come alcuni veicoli dismessi, depositati illecitamente e privi di alcun sistema di protezione che potesse evitare il passaggio al suolo di eventuali sostanze pericolose, con il conseguente rischio di compromissione e deterioramento delle matrici ambientali interessate. I proprietari dell'area sono risultati privi dei titoli autorizzativi previsti dal testo unico ambientale e sprovvisti anche di documentazione attestante la tracciabilità dei rifiuti, e dunque sono stati denunciati. Noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco.
Rieccoci in diretta, lasciamo per un attimo la cronaca perché ci chiede la linea il nostro Fabio Fioravanti insieme a Stefano Bozzi per raccontarci di una iniziativa culturale a Belluno. Buongiorno Fabio. Buongiorno, grazie per la linea. Siamo di fronte al teatro dedicato alla persona a cui è dedicata questa iniziativa del Circolo della Stampa Bellunese, qui conosce il presidente, ma è un'iniziativa che mette insieme 3 cognomi e quindi si allarga molto rispetto alla provincia di Belluno, perché nei cognomi ci sono cognomi amatissimi, diciamolo subito, in provincia di Treviso. Anche, ma certamente perché la Camera di Commercio di Treviso Belluno e quindi il Circolo doveva pensare a un progetto che coinvolge sia Belluno ma anche Treviso. Abbiamo scelto 2 cantori di Treviso, Beppi Mazzotti e Andrea Zanzotto, e il cantore più grande che ha Belluno. Che è quello, ricordiamolo, qui appunto intestato da credo un anno, poco più, il teatro comunale che è qui alle nostre spalle e dove una parte del programma di cui lei sta parlando si svolgerà. Cioè Dino Buzzati, ma perché? Perché a 120 anni dalla nascita, 1906-2026, ricorre questo anniversario e allora abbiamo voluto mettere insieme 3 amici. Erano amici. Beppi Mazzotti saliva in montagna come Dino Buzzati, per esempio La montagna presa in giro è un titolo importante di Beppi Mazzotti, ma che noi abbiamo voluto inserire anche perché lui è stato protagonista nella salvaguardia delle ville venete, anzi le ha valorizzate, anzi e sono diventate patrimonio dell'UNESCO, quindi Beppi Mazzotti non è soltanto il cantore della montagna delle Dolomiti insieme a Dino Buzzati, ma anche Andrea Zanzotto che è stato quello che ha fatto il pellegrinaggio sui sentieri di Dino Buzzati, su Val Morel, la Valpiana, il mito, i segreti del Bosco Vecchio. Era quasi un pellegrinaggio dell'anima di Andrea Zanzotto nei confronti di Dino Buzzati. E allora noi abbiamo messo insieme i 3 personaggi che sono diventati i cantori delle Dolomiti. E adesso, brevemente, perché poi il tempo purtroppo scappa, vogliamo spiegare in sintesi questo programma che comincia e che potrebbe addirittura sforare l'anno dei 120 anni, perché lei ha già anticipato che c'è forse uno scollinamento, siamo in tempo di Giro d'Italia, quindi sembra una parola fatta apposta, uno scollinamento fino a febbraio. Ma certamente, allora, poiché i progetti durano un anno e dovrebbero terminare al 31/12, ma come si fa con i segreti del Bosco Vecchio a presentarlo per le scuole se non scollini anche a febbraio a marzo? Li devi far pur partecipare, come tu hai visto Scie di Gloria, l'abbiamo fatto per le scuole. Ecco perché il messaggio... Scie di Gloria, che anticipiamolo, l'abbiamo raccontato parecchie volte, ci ha anticipato che addirittura arriverà in riva al mare a Trieste, però così lo ricordiamo. Diamo però in mente, forse avete anche visto delle immagini che Stefano Bozzi ha preparato, credo con la Villa e Dino Buzzati, che qui a Belluno, con delle immagini di archivio. Brevemente, ma proprio in sintesi estrema, il programma. Per Dino Buzzati diciamo che abbiamo costruito una stagione di prosa solo per lui. Ci sarà Paolo Valerio che recita Un amore, l'artista e la compagnia di Giuseppe Nitti farà 7 piani sia a Belluno che a Feltre, I segreti del Bosco Vecchio l'attrice di Verona Rossana Valier, poi faremo cosa straordinaria, questa sì è straordinaria perché Dino Buzzati è stato anche scrittore di un libretto, dei libretti di lirica, e faremo la ferrovia sopraelevata con l'orchestra di Ferrara, coro di Ferrara, qui per ricordare Dino Buzzati come librettista di lirica, e questo sarà a novembre. E con questa anticipazione, appunto forse non tutti sanno di questo sconfinamento di Dino Buzzati nella lirica, io ringrazio il Presidente del Circolo della Stampa bellunese e restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Fabio e grazie anche al tuo ospite. Noi torniamo alla cronaca, torniamo per meglio dire all'ondata di maltempo delle scorse ore con il Presidente della Regione Stefani che ha firmato il decreto con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza regionale. Le zone più colpite è quella del Veronese con una 50ina di interventi dei vigili del fuoco, tetti divelti, alberi spazzati via, raffiche di vento che hanno raggiunto i 100 km orari e hanno paralizzato la città.
Sembrano le immagini del preludio di un'apocalisse, invece è quanto accaduto ieri a Verona, dove un violentissimo maltempo si è abbattuto sulla provincia, ma soprattutto nella città. Quello del supermercato Eurospin non è l'unico tetto spazzato via, centinaia anche gli alberi rasi al suolo. Alle 18 il cielo si è fatto nero, in pochi istanti il caos. In appena 10 minuti la città è stata travolta da un inferno di vento, grandine e pioggia. Sono stati oltre 50 gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto nelle zone di Borgo Trento, Veronetta e la zona nord della città, con raffiche di vento che hanno superato i 100 km/h, con picchi mai raggiunti prima a Salizzole, dove sono stati toccati 116 km/h, e Sorgà, dove sono stati toccati gli 84. In città, nei vari quartieri, questo soprattutto in quartiere di Borgo Roma ha avuto i danni maggiori, ma un po' tutta la città è stata colpita da questa combinazione di pioggia e vento. Ci sono state anche situazioni pesanti, nel senso di tetti scoperchiati, danni ingenti, non solo alberi caduti sulle varie vetture, che ovviamente ci fanno correre perché non sappiamo mai se all'interno delle vetture ci sono occupanti o meno, quindi sono situazioni che vanno attenzionate. Centinaia gli alberi crollati, molti finiti sopra auto parcheggiate, momenti di terrore anche nella pizzeria Grotta Azzurra 2, dove le tegole del tetto sono volate in strada, fortunatamente senza causare feriti, e nel vicino centro commerciale Adigeo la forza del vento ha divalto le porte scorrevoli, seminando il panico tra i clienti presenti. Il vento è stato molto forte, si è trattato di fatto di una trombadale, un uragano, ha colpito la nostra zona, il nostro centro, ma non ci sono stati danni a persone, ovviamente la priorità, e danni limitati a cose. Le porte d'ingresso pedonale sono state scardinate, ma sono state prontamente ripristinate dai nostri tecnici già ieri sera, quindi nessun problema per la fruizione del centro. Dalle 18 di ieri la città è sprofondata nel finimondo, grandine, pioggia torrenziale, temperature precipitate da 23 gradi a 12 in pochi minuti. Strade chiuse, traffico in tilt, parchi cittadini serrati per il rischio di nuovi crolli, e mentre si contano ancora i danni, Verona prova a rialzarsi dopo una serata da incubo. E domani è previsto una nuova perturbazione che porterà ancora pioggia, vento e temperature in ribasso, in particolar modo nel nord dell'Italia. E tornando sempre al maltempo di ieri, è stato immortalato nei cieli dei Colli Euganei un fenomeno meteorologico spettacolare e potenzialmente pericoloso. Stavolta però fortunatamente non si sono registrati danni. È durato pochi secondi, ma l'effetto è stato spettacolare e un po' preoccupante, anche se per fortuna non ha provocato danni. Le immagini sono di Luca Tecchiato, meteorologo amatoriale, e si riferiscono al fenomeno che si è verificato nella zona nord dei Colli Euganei, Tabastia, Rovolone e Sacco Longo. Parliamo del cosiddetto funnel, o nube a imbuto, che si forma quando un vortice di vento inizia a ruotare su se stesso, creando una colonna d'aria che può arrivare a dimensioni e intensità anche elevate. Le funnel cloud spesso precedono i tornado, ma non tutte si sviluppano completamente. Il funnel di oggi è durato per circa 5 minuti ed è stato visto da parecchi chilometri di distanza, anche nel Vicentino. Il fenomeno era associato al sistema temporalesco in formazione nel Padovano, in questo caso un fenomeno solo affascinante. In queste ore più calde della giornata, infatti, il contrasto tra aria più fredda che è entrata e il calore dell'atmosfera, compreso l'irraggiamento solare, possono provocare questi fenomeni. Caso Una Bomber, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste archivia il caso. Il legale di Elvo Zornitta, l'avvocato Maurizio Paniz, dice: risultato atteso, si chiude un'epoca. Possiamo dire che si chiude un'epoca, possiamo dire che si chiude un ventennio di straordinaria sofferenza per l'ingegner Zornitta e la sua famiglia, causata soprattutto da un comportamento ingiustificato e ingiustificabile di un ispettore di polizia che ha tradito il voto che aveva fatto, e questo ha determinato conseguenze davvero drammatiche per lungo tempo. E al capolinea l'inchiesta su Una Bomber. Il giudice per le indagini preliminari di Trieste, Flavia Mangiante, ha archiviato il procedimento bis sul caso del bombarolo del Nord-Est a 4 anni dalla riapertura dell'inchiesta, nella quale, dopo i risultati dell'ultima superperizia genetica, la procura aveva chiesto l'archiviazione per l'ingegnere Elvo Zornitta e per altri 10 indagati. Un esito tutt'altro che imprevisto, secondo il difensore di Zornitta, Maurizio Paniz.
Ovviamente il risultato era atteso perché gli esiti del nuovo controllo sul DNA erano stati totalmente tranquillizzanti, nulla era stato trovato come nulla doveva essere trovato. Dalle analisi della superperizia non erano emerse corrispondenze tra il materiale genetico estratto da alcuni reperti e il DNA di 63 persone coinvolte nel test, tra cui gli 11 indagati. I nuovi accertamenti disposti dunque non hanno dato alcun esito utile e in sintesi la motivazione della decisione della giudice, e a nulla è servita l'opposizione alla richiesta d'archiviazione presentata dall'ultima vittima di una bomber. L'opposizione che era stata formulata da una delle parti offese riguardava aspetti molto marginali e che avevano già chiare risposte negli atti processuali, per cui il risultato non è un risultato inaspettato. Una vera pietra tombale sull'inchiesta che neppure in seconda battuta è riuscita a smascherare chi tra il 94 e il 2006 ha seminato il terrore con attentati esplosivi nelle regioni del nord-est. Certamente Ingegner Zornita si trova più rasserenato e spera che la conclusione di questa vicenda gli consenta di vivere serenamente gli anni della sua pensione. Incidente questa mattina intorno alle 8 in via Barco, all'incrocio tra la Ponte Bane, viale 4 novembre, a Ponte della Priula, nel comune di Susegana, dunque in provincia di Treviso, per uno scuolabus uscito autonomamente di strada. Al momento dell'incidente il mezzo risultava vuoto. L'autista, rimasto incastrato nell'abitacolo, è stato soccorso dalle squadre dei vigili del fuoco intervenute per liberarlo e mettere in sicurezza il veicolo. Sul posto hanno operato la squadra dei pompieri di Conegliano e l'autogru della sede centrale di Treviso, intervenuta per la rimozione del mezzo. Probabilmente alla base dell'incidente un malore dell'autista, ma indagini sono in corso sul posto, anche le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica e i sanitari del SUEM che hanno soccorso l'autista. Raid vandalico all'ex casa di cura Breda di Ponte di Brenta. Siamo dunque tornati nel Padovano. 3 giovani, di 2 di 18 anni e un ventenne, si sono introdotti all'interno dello stabile abbandonato e hanno seminato il panico. Incendi, fumo nei corridoi, letti e barelle scaraventati dalle scale. È lo scenario trovato dalla Polizia di Stato nell'ex casa di cura Breda, a Ponte di Brenta, a Padova, dove 3 giovani padovani, 2 diciottenni e un ventenne, sono stati sorpresi all'interno della struttura abbandonata dopo un raid vandalico. L'intervento è scattato in via Chilesotti, dopo la segnalazione del custode che aveva notato un'intrusione abusiva e la presenza di una persona sul tetto dello stabile. Le volanti della questura hanno raggiunto il complesso e durante la perlustrazione hanno trovato i locali invasi dal fumo, causato anche dall'utilizzo di estintori azionati dai ragazzi dopo alcuni roghi appiccati con arredi presenti nell'edificio. Gli agenti hanno individuato i 3 vandali nascosti all'interno della struttura. Uno era accovacciato dentro un mobile, gli altri 2 si erano chiusi in un armadio nel tentativo di sfuggire ai controlli. Dai successivi accertamenti sono emersi numerosi danneggiamenti: centraline elettriche divelte, plafoniere distrutte, bagni vandalizzati e sedie per deambulazione lanciate nel vano scale. I 3 sono stati accompagnati in questura e denunciati alla Procura di Padova per danneggiamento aggravato. Per uno dei 2 diciottenni, già aggravato da precedenti, il questore di Padova, Marco Dorisio, ha disposto anche la misura di prevenzione dell'avvisorale. E nel quartiere di San Vito a Bassano invece una 32enne è stato denunciato per danneggiamento con una spranga, aveva infranto la vetrata di un bar in via Quarta Armata. Non è ancora chiaro il motivo che ha spinto un uomo di 32 anni residente a Bassano del Grappa a compiere questo gesto vandalico. Ci troviamo davanti al Bar Magia in via Quarta Armata, proprio a 2 passi dal centro storico della città. Agendo in piena notte, l'individuo avrebbe prima cercato di sfondare il vetro con l'utilizzo di un sasso, tra l'altro anche ferendosi una mano. Poi avrebbe sradicato un palo della segnaletica stradale, una sbarra di almeno 1 metro di lunghezza, con cui avrebbe colpito in maniera violenta la vetrata. Non è riuscito ad introdursi all'interno del locale, però ha provocato danni ingenti, si parla di una cosa come 7.000 euro. Ad allertare i carabinieri è stato un vicino che ha sentito dei forti rumori che arrivavano proprio dalla strada. I carabinieri in pochissimo tempo sono giunti sul posto e hanno individuato l'individuo che era in evidente stato di alterazione. In un primo momento l'uomo avrebbe dichiarato di essere stato spinto a compiere questo gesto
da un conoscente che poi sarebbe sparito, si sarebbe dileguato. In realtà, visionando le immagini delle telecamere della videosorveglianza presenti sulla strada, i militari hanno appurato che il 32enne ha agito da solo. I carabinieri hanno rinvenuto e recuperato l'asta metallica usata per sfondare la vetrata in una aiuola lì vicino, e per il 32enne è scattata una denuncia per danneggiamento. Una madre è stata truffata per anni, denunciato 24enne che per molto tempo ha falsamente prospettato l'esistenza di gravi e inesistenti problemi giudiziari a carico del figlio della donna. Un inganno crudele e logorante. La vittima è una madre vicentina. Da 4 anni un giovane le prospetta gravi problemi giudiziari a carico del figlio 20enne, ma è tutto inventato, si tratta di un inganno. Se vuoi salvare te e tuo figlio, devi fare come ti dico io, insiste il truffatore. La donna, una 59enne di Longare, ormai soggiogata, viene indotta dalle continue manipolazioni psicologiche a versare al malintenzionato in più riprese oltre 132.000 euro per fantomatiche spese legali. Intervengono i carabinieri di Longare. Gli investigatori esaminano i tabulati bancari e documentano i ripetuti bonifici e versamenti da parte della donna, accertando che l'indagato, un 24enne italiano disoccupato di Montegalda, ha sperperato i soldi versati dalla donna acquistando un SUV di lusso da 90.000 euro. Le indagini consentono all'autorità giudiziaria di Vicenza di emettere un decreto di sequestro preventivo della macchina e di bloccare i conti correnti dell'indagato. Il 24enne è stato denunciato in stato di libertà per truffa aggravata, ma soprattutto è stato stroncato l'odioso raggiro e restituita serenità alla vittima. Partita la seconda fase delle ricerche di Sonia Bottacchiari e dei suoi figli spariti ormai da 3 settimane, da quando il 20 aprile sono partiti dal Piacentino per dirigersi in Friuli. Ultimo contatto telefonico alle 4:10 del 21 aprile, poi il silenzio e l'auto trovata il 6 maggio a Tarcento. Tutto quello che abbiamo come elementi anche tecnici ci porta qui. In questa fase stiamo cercando persone vive e contiamo di trovare persone vive. A distanza di ormai 3 settimane dalla scomparsa di Sonia Bottacchiari con i 2 figli e 4 cani, le indagini non fanno passi avanti. Rimane Tarcento il centro del cerchio da cui parte il raggio di azione delle ricerche, estese ora ad un'area di 20 km, il che significa che si spingono fino al confine con la Slovenia. Man mano che passano le ore la preoccupazione prende il sopravvento, ma la speranza che tutto possa risolversi positivamente c'è ancora. Questa fase ha a che fare con le lettere, è cambiato qualcosa rispetto alla scoperta delle lettere? Le lettere rappresentano un elemento di novità, ma non cambiano, diciamo, quello che è l'impianto investigativo, nel senso che comunque l'impianto investigativo abbraccia veramente tanti aspetti e le lettere sicuramente ci possono tornare utili. Il prefetto di Udine, archiviata la prima fase, ha stabilito di procedere con la seconda, che ricalca sostanzialmente lo stesso schema della precedente. Quanto potrebbe continuare questa attività o come potrebbe cambiare? Non abbiamo diciamo delle date, delle scadenze precise. Ovviamente chi decide in questa fase è la prefettura, ma noi siamo disposti ad andare ad oltranza. In azione i cani molecolari sguinzagliati nei campi e sui sentieri alla ricerca di tracce del passaggio delle persone scomparse, ma sul terreno si muovono costantemente 8 squadre tra vigili del fuoco, forestale, soccorso alpino e speleologico e protezione civile, con i carabinieri a coordinare le indagini. Quanti uomini sono impegnati? Guardi, dall'inizio dell'attività si parla di centinaia di persone fra diversi enti coinvolte in vari momenti. Anche le correnti del fiume potrebbero aver costituito un pericolo. Sì, il fiume insomma in qualche modo può costituire un elemento di criticità, ma ci sono diverse zone impervie, dirupi, zone carsiche. Qui siamo insomma in territorio dove le zone carsiche sono presenti e anche lì con l'ausilio dei reparti specializzati dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino stiamo facendo delle verifiche che sono tuttora in corso. Utilizzate anche le più moderne tecnologie a disposizione dei soccorritori. I droni termici insieme alle termocamere che sono presenti sugli elicotteri sono comunque degli strumenti che ci permettono di individuare, rilevando il calore umano, delle persone in ambiente boschivo, in ambiente vegetato, persone o animali, e quindi lì sul posto si invia una squadra di ricerca e si fa la verifica.
Angiolin, bellin, bellino, con quel capo ricciolino, con quegli occhi pieni d'amore, Gesù mio, ti dono il cuore. Sono le parole di una filastrocca con cui a Sedico si è annunciato che questa sera alle 19:30 ci sarà una fiaccolata per ricordare il piccolo Lucas, il bimbo di 6 anni travolto e ucciso venerdì scorso nel piazzale dell'azienda di famiglia dal muletto guidato dal papà. I funerali si svolgeranno invece domani, sempre a Sedico, nella chiesa arcipretale alle 14:30. Eventuali offerte saranno devoluti alla ricerca sulle malattie rare dei bambini. Antivirus negativo il medico sudafricano a Padova, su cui continua il monitoraggio. L'uomo dovrà restare in quarantena fino al 7 giugno. Continua il monitoraggio da parte dei sanitari dell'ULSS Eugane e del medico sudafricano passeggero del volo KLM con la donna olandese morta, moglie del paziente zero. Negativo il test eseguito lunedì mattina sull'uomo, un cinquantenne, che si trova in un albergo di Padova dove dovrà restare in quarantena fino al prossimo 7 giugno. Una buona notizia per tutti, anche se non si esclude una positivizzazione successiva e i protocolli vengono seguiti in stretto contatto con la Regione e il Ministero. Noi seguiremo le prescrizioni ovviamente ministeriali, abbiamo scelto un percorso precauzionale così come ci viene determinato da questi protocolli. Non dobbiamo fare allarmismo, il soggetto non ha sintomi, non ha l'antivirus e quindi seguiremo ovviamente nelle prossime ore l'evoluzione della vicenda, ma dobbiamo ribadire che non c'è nessun caso di antivirus in Veneto e soprattutto dobbiamo ribadire che il soggetto è in isolamento fiduciario. Sono salite intanto a 6 le persone in monitoraggio in Italia, oltre al medico di Padova, una donna straniera che vive in Toscana, 2 marittimi, uno campano e l'altro calabro. Di quest'ultimo si attendono i risultati dei test inviati allo Spallanzani. A questi si aggiungono un turista inglese che viaggiava sul volo KLM che si trova a Milano ed è risultato negativo. Ricoverata invece in ospedale a Messina una turista argentina che arriva dalle zone endemiche ed è affetta da polmonite. Quest'ultimo, se confermato, potrebbe essere il primo caso italiano di malattia. A ieri sera sono in totale 10 contagi accertati tra i passeggeri a bordo della nave da crociera MV Ondius. 3 le persone morte, è grave in terapia intensiva una donna francese rientrata in patria. Ci fermiamo ancora per una breve pausa pubblicitaria e poi vi raccontiamo l'avventura di un 22enne partito in moto in ricordo del nonno. A tra poco. Rieccoci in diretta, lui è Nicolò Mandruzzato, Nick Mandru per chi lo segue sui social, 22 anni, è trevigiano ed è partito domenica in moto per un lungo viaggio che lo porterà a Caponord, tutto questo per raccogliere fondi e per ricordare nonno Franco. E allora andiamo un po' più lontano rispetto al Veneto, andiamo in Svezia. Buongiorno Nicolò e grazie davvero per essere con noi. Buongiorno, salve. Allora, lei in questo momento dove si trova esattamente? Io adesso sono appena entrato in Svezia e sono a Malmo, in realtà. Quanti chilometri ha percorso finora? Sui 2002 in realtà, 2200. Che stati ha attraversato? Che tappe ha fatto finora? È stata tosta in realtà la parte Austria e Germania perché ho voluto farle in poco tempo, quindi me le sono fatte quasi in un giorno unico, ho fatto oltre 1600 km, è stata tosta in realtà. Ecco, lei adesso ho finito la Danimarca e sono entrato in Svezia. E quando è previsto l'arrivo a destinazione? A Caponord intende? Sì, esatto. Io vorrei essere lì il 26 maggio, la data è proprio perché mio nonno è venuto a mancare quel giorno ed è per rendergli omaggio in realtà. Ecco, perché tutto nasce dal voler ricordare nonno Franco. Come nasce questo viaggio, Nicolò? Ma il viaggio nasce, ero piccolo, avevo 13 anni, volevo, credo un po' come tutti i ragazzi, il cinquantino, lo scooterino. E io guardavo però sti video su YouTube, sui social, di gente che prendeva la moto e viaggiava. E fatalità guardavo questo viaggio e mio nonno aveva visto che lo guardavo e ti ci porto. E da lì è nato tutto in realtà. Quindi è un viaggio che avreste dovuto fare lei e nonno Franco? Sì. Quando è mancato il nonno? È mancato il 26 maggio.
Quindi proprio quella è la data in cui voglio essere lì. Dell'anno scorso? No, qualche anno fa in realtà un po'. E quindi per ricordarlo e per mantenere quella promessa che il nonno le aveva fatto ha deciso di salire in sella alla sua moto da solo in questo momento? C'è qualche compagno di viaggio? Sì, voglio fare il viaggio completamente da solo. Che poi da solo non lo è davvero perché c'è il nonno che la segue, immagino. Sì, quello sì, è vero. Chi era per lei il nonno Franco? Che cosa rappresenta per lei ancora oggi? No, è mio nonno, cioè, è sempre, sarà sempre. Gli vuoi bene. È difficile spiegarlo. Sono solo emozioni che provi per una persona che ti vuole bene a prescindere da tutto. E cosa faceva insieme al nonno, oltre a sognare questo viaggio così importante? Ma ero sempre lì dai miei nonni a casa, con lui, con mia nonna. Cioè, io ho tanti momenti che me li ricordo sempre, me li rivivo. Sì, ho solo ricordi belli, per fortuna. E la sua famiglia come ha accolto quando lei ha annunciato che avrebbe fatto da solo in moto questo viaggio? Beh, mia nonna ha fatto un colpo in realtà, sono tanti chilometri, era preoccupata, un po' tutti i miei familiari in realtà. Però sì, si fa per una cosa bella, quindi l'ho fatta, diciamo. Ci può raccontare la sua giornata tipo dal 10 maggio quando è partito? Come... Beh, autostrada, pioggia, autostrada, soldi in benzina, è stato in realtà difficile perché sono tanti chilometri, purtroppo tutti dritti, molto noiosi per ora. La parte bella deve ancora venire, sì, a livello paesaggistico, quindi per ora ho fatto poco di quello che vorrei. Ci vorrà ancora magari 1 o 2 giorni che arrivo nelle zone dirette interessate da lì e lì comincio veramente a vedere qualcosa. E tutto questo per raccogliere fondi in favore di Advar. Perché proprio Advar? Questo nasce perché quando è venuto a mancare mio nonno, io ho questa scena impressa proprio di un'infermiera che aiuta mio nonno come se fosse umano. Questa persona era veramente umana e io ho proprio impresso questa roba nella testa e ho detto, loro hanno veramente aiutato mio nonno. E allora, prima di partire, perché io questo viaggio volevo già farlo da anni, poco prima in realtà di decidere di partire ho chiamato l'Advar e ho spiegato un po' il tutto. Abbiamo scelto di aprire una raccolta fondi ed eccoci qua in realtà. Quindi sì, l'idea è di fare video, pubblicare per sensibilizzare il tutto e raccogliere più fondi possibili per Advar. E quindi è possibile seguirla sui suoi canali, Instagram soprattutto, e contribuire a questa raccolta fondi? Sì. Perché Advar è stata vicina al nonno, ma è stata vicina a tutti voi in quel momento difficile, quando lui se n'è andato. Abbiamo perso il collegamento e d'altronde diventa difficile fare dei collegamenti a pochi chilometri di distanza, figuriamoci con la Svezia. Non so se saremo in grado di ripristinare il collegamento con Nicolò Mandruzzato, lo ricordiamo, 22 anni di Mogliano, partito il 10 maggio proprio da Mogliano in sella alla sua moto per raggiungere Capo Nord e in qualche modo esaudire quella promessa che il nonno gli aveva fatto quando lui era piccolo, di portarlo fin lassù. Nicolò ha perso il nonno e ha deciso di intraprendere da solo questo viaggio, destinazione Capo Nord, al 26 maggio la data di arrivo, quella data che ha segnato la sua famiglia ed è la data in cui nonno Franco se n'è andato. Ero curiosa di capire quelle scritte che abbiamo visto sulla moto. Vedo che dalla regia, ringrazio Francesco Ceron e Marco Gagliazzo che in regia stanno lavorando per cercare di ripristinare il collegamento con Malmo e quindi con la Svezia. Intanto scorrono le immagini proprio girate da Nicolò il giorno della partenza. Il saluto degli altri compagni motociclisti e questa è la sua moto che lo accompagnerà appunto lungo tutto questo lunghissimo viaggio. Appunto ero curiosa di capire quelle firme che abbiamo visto sulla sua moto, se sono firme lasciate da chi lui ha incontrato e sta incontrando. Tra l'altro, apro una parentesi, il collegamento è stato possibile perché Nicolò alla vigilia di questa, quando l'ho contattato mi ha detto io devo assolutamente cercare un posto con un wifi, un posto tranquillo. Questa mattina, solo questa mattina mi ha detto eccolo qui Nicolò, mi senti?
Sì, noi non ti sentiamo, quindi probabilmente abbiamo un problema, vediamo se riusciamo a ripristinare. Adesso sì, teoricamente. Eccoci, perfetto. Nicolò, Ok. ero curiosa di capire quelle firme che abbiamo visto sulla tua moto, Sì. di chi sono? Sono tutti i miei amici che hanno voluto accompagnarmi dalla zona di partenza, che poi ci siamo salutati e sono partito per il viaggio. E in questo momento, stavo dicendo, lei è ospitato a casa di un italiano che l'ha messo a disposizione casa e wifi soprattutto, quindi lo ringraziamo. Esatto. Sì, in realtà molto. Sì, mi ha contattato tramite un post e mi ha scritto: guarda, io abito qui, se vuoi vieni, entra dentro casa mia, questo è il wifi, questa è la veranda, fai quello che vuoi. Poi se vuoi c'ho anche la torta all'arancia e un letto, quindi nessun problema. È stato molto gentile. Lo ringraziamo anche noi allora perché ha reso possibile questo collegamento. Ultimissima domanda, quanti chilometri in totale dovrà affrontare? Allora, io adesso ne ho fatti 2200-2300 e il giro che ho programmato sono attorno ai 12.000, però potrei tranquillamente aumentare. Sono qua in giro perché non visitare, magari un po' di più, perché no? E allora in bocca al lupo, noi continueremo a seguirla sui social per questo lungo viaggio e sicuramente nonno Franco sarebbe molto orgoglioso di lei. Grazie davvero Nicolò, in bocca al lupo. Grazie mille, grazie. Grazie. E insomma questa bella storia tra solidarietà, perché lo ricordiamo è un viaggio per raccogliere fondi a favore di Advar, ma anche insomma per ricordare, nato soprattutto per ricordare il nonno Franco che da piccolo gli aveva promesso un viaggio fino a Capo Nord, viaggio che Nicolò ora sta facendo da solo in sella alla sua moto. Voltiamo pagina, torniamo alle notizie, parliamo di economia. Ieri ci sono state le prime 8 ore di sciopero in tutta Italia dei lavoratori Electrolux, fermi anche i lavoratori dello stabilimento di Susegana dopo l'annuncio di 1.700 esuberi in tutti gli stabilimenti italiani da parte della multinazionale svedese. A rischio nella Marca ci sono 200 lavoratori. Intanto è stato convocato per il 25 maggio un tavolo al Mimit, proprio convocato dal ministro Urso che vedete ora nelle immagini. Il piano che l'azienda ha presentato ai sindacati è inaccettabile. Il ministro Urso interviene sulla crisi Electrolux a poche ore dall'annuncio shock dell'azienda di 1.700 esuberi in tutta Italia. Sappiamo, spiega Urso, che ha difficoltà in Europa per la concorrenza cinese che ha già chiuso lo stabilimento in Ungheria. Ma qui in Italia siamo determinati a salvaguardare gli stabilimenti produttivi e a tutelare tutti i lavoratori. Per questo ho convocato il tavolo il 25 maggio con regioni, sindacati, azienda. Il governo dunque è pronto a fare la propria parte per bloccare il piano di 1.700 esuberi su 4.500 dipendenti e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi in provincia di Ancona. Per quanto riguarda l'impatto sulla nostra azienda, hanno subito messo nero su bianco che tutte le linee che attualmente sono a turno dall'8x2 andranno aggiornate, quindi numericamente su una stima nostra fatta intorno alle 200 unità che saranno in esubero. 200 persone sono tante, perché siamo 1200 forse, anche un po' meno, e quindi è una situazione che non si può permettere. Al momento numeri certi non ce ne sono, ma le stime dei sindacati parlano di 200 esuberi a Susegana, dove come nel resto d'Italia i lavoratori si sono astenuti dal lavoro nelle prime 8 ore di sciopero. Già dall'alba di oggi i lavoratori insieme all'RSU si sono presentati ai tornelli per bloccare quello che può essere l'accesso al sito produttivo. I lavoratori hanno aderito in maniera massiccia. Auto davanti ai cancelli per impedire l'ingresso anche dei camion rimasti parcheggiati nel piazzale esterno. E abbiamo pensato di tenere fuori anche le merci, quindi nessun camion entra ed esce, nessuna ditta esterna entra ed esce, proprio perché la fabbrica deve rimanere ferma. C'è chi come Paola Morandin lavora qui da 40 anni e chi come Lorenz Pai è arrivato da poco e teme ora per il proprio futuro lavorativo e personale. Ho un mutuo. Non è facile, soprattutto adesso con gli aumenti dei prezzi, con questa situazione di precarietà. Alla mente torna la grande crisi del 2014. Oggi, come allora, i sindacati incontreranno i lavoratori nel corso delle assemblee, mentre non si escludono altre giornate di sciopero in attesa del tavolo convocato il 25 maggio al Ministero. Saranno richieste che portano ad avere più certezze rispetto a quello che sarà il settore
del bianco in Italia. Dobbiamo assolutamente lavorare per mettere in campo nuovi investimenti, per migliorare la produzione e rilanciare tutto il settore manufatturiero. L'ex rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto, guiderà la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo fino al 2032, l'elezione ieri nella sede della Fondazione. È Rosario Rizzuto il nuovo presidente della Fondazione Cariparo. È stato eletto all'unanimità dal Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, riunita nella sede di Piazza Duomo. Dopo la prima votazione dello scorso 30 aprile, andata a vuoto, l'ex rettore dell'Università Patavina ha raggiunto l'unanimità dei consiglieri. Rizzuto raccoglie il testimone di Gilberto Muraro, che dopo 2 mandati lascia la guida della fondazione. Rosario Rizzuto, nato nel 1962 a Roma, è professore ordinario e direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Ateneo Patavino. Inoltre è presidente del Centro Nazionale per la Terapia Genica e i Farmaci con tecnologia a RNA. È stato rettore dal 2015 al 2021. Ringrazio il Consiglio Generale, ha dichiarato, per il grande onore e per la forte responsabilità che oggi mi affida. Avverto profondamente il valore di questo incarico, sapendo che la Fondazione continuerà a fare bene per il proprio territorio, perché è fatta di persone animate da passione, cuore e grande impegno nel prendersi cura della comunità. Nel 2025 Fondazione Cariparo ha registrato un avanzo di 173,2 milioni di euro che permetterà di portare le erogazioni di quest'anno a 100 milioni di euro. Come arrivate a scuola? Con che mezzi? In che orari? Queste e altre domande compongono il questionario per studenti, docenti e personale amministrativo delle 7 scuole che formano la cittadella degli studi a Vicenza. L'obiettivo è migliorare sicurezza e viabilità nella zona. Sono più di 5.000 le persone che ogni giorno entrano ed escono dalle 7 scuole presenti nella cittadella degli studi di Vicenza. L'impatto del traffico su sicurezza e viabilità è molto alto e alcuni punti critici devono essere risolti. Comune e Provincia, che hanno firmato a dicembre uno specifico protocollo d'intesa, hanno lanciato un questionario per tutte le persone coinvolte. Per avere informazioni dettagliate sia da tutti gli studenti che frequentano i 7 istituti superiori della cittadella degli studi che il personale docente e ATA, per quanto riguarda ovviamente l'accesso, la tipologia di mezzo che viene utilizzata e naturalmente i flussi da cui si arriva, perché qui siamo nel appunto cuore della città, ma i 7 istituti superiori sono altamente frequentati non solo dalla cintura ma anche da molti comuni della provincia di Vicenza. Tantissime sono le auto che incidono su quest'area, non solo dei docenti, non solo del personale ATA, ma anche e soprattutto in orario di punta i genitori che vanno a prendere o che portano i ragazzi a scuola. Questo crea un congestionamento e una situazione anche a volte di pericolo per i ragazzi e per le viabilità, e su questo si vuole intervenire. Fino al 20 maggio il questionario resterà aperto per raccogliere anche suggerimenti ed esigenze in merito alla mobilità sicura ed efficiente in un quartiere dove le scuole confinano con molte zone residenziali. Le risposte aiuteranno a fornire soluzioni progettuali. Quando i problemi sono complessi o li si risolve assieme o non vengono risolti, quindi qui c'è la collaborazione tra Comune, Provincia, SVT, i 7 istituti scolastici superiori, ma anche la voce data agli studenti per poter rispondere al questionario, che sarà sicuramente fondamentale per capire il quadro e individuare le soluzioni più adatte. A Trieste illustrati i dati della polizia locale sulle occupazioni abusive di alloggi, un fenomeno che in città tutto sommato sembra contenuto. 82 sgomberi di alloggi effettuati dalla polizia locale fra il 2023 e i primi mesi del 2026, così dai dati illustrati nell'ambito dell'attività volta a contrastare le occupazioni abusive. 20 sgomberi nel 2023, 24 l'anno successivo, 32 nel 2025, numeri dunque che raccontano un incremento. Per ora nel corso del 2026 effettuati 6 sgomberi. Il nucleo interventi speciali e quello di polizia giudiziaria sono i reparti della polizia locale che si sono occupati del fenomeno. Però va detto subito, riguardano
numeri veramente limitati. Questo perché da una parte ci sono tantissime segnalazioni da parte dei cittadini che sono particolarmente sensibili a questo tema, perché questo fenomeno evidentemente incide un po' sulla qualità della vita, un po' anche sulla sicurezza. Dall'altra parte c'è un intervento sempre molto tempestivo da parte della polizia locale, spessissimo in collaborazione anche con i proprietari dell'immobile, con Ater ad esempio, ma anche con eventuali proprietari privati, per bloccare immediatamente il fenomeno nel momento in cui si manifesta. L'Ater è proprietaria di buona parte degli alloggi occupati e primo soggetto danneggiato, assieme alle famiglie in regolare attesa dell'assegnazione della casa. Parte lesa di questo fenomeno anche Acegas APS Amga, che subisce le conseguenze dei furti di energia elettrica a causa degli allacciamenti abusivi. Quasi la totalità appunto degli interventi è stato fatto proprio grazie alle segnalazioni dei cittadini. Per questo motivo Ater ha creato un indirizzo mail che tutela il segnalante e lo mette in una totale condizione di anonimato, proprio perché non vengono richiesti dati, e l'indirizzo è segnalazione.abusivi@ater.trieste.it. Quindi rinnovo l'invito alla cittadinanza a segnalare possibili situazioni in modo da poi informare tempestivamente la polizia locale per gli accertamenti e gli eventuali interventi di sgombero. Industria 2.0 a Belluno passa anche attraverso la formazione, grazie al fatto di ospitare la LUISS Business School, elemento fondamentale e portante proprio per la formazione. LUISS Business School, hub veneto delle Dolomiti, nella sede di Palazzo Bembo, si è insediato il nuovo Corporate Advisor Board. La nuova squadra è stata presentata con i protagonisti che si sono confrontati sui temi dello sviluppo dei sistemi produttivi e di promozione del territorio. Probabilmente, finalmente, Belluno si apre a delle scuole molto importanti, prestigiose. Abbiamo fatto fatica, sì. Abbiamo fatto fatica, ma vediamo che quando riusciamo a portare a casa progetti così importanti, poi su questo territorio c'è obiettivamente molta fame, le cose funzionano. Un percorso che è stato in passato anche travagliato, perché i tempi della burocrazia, del fare non sempre sono compatibili con i tempi dell'industria, perché l'industria oggi chiede velocità, no? Però io devo ringraziare il presidente Abete in particolar modo per averci creduto a Belluno, un piccolo centro che può diventare oggi un grande centro anche per la formazione. Il dialogo costante con il sistema produttivo è da sempre un elemento centrale dell'approccio educativo della LUISS Business School, che assicura un continuo aggiornamento di contenuti e metodologie in linea con le competenze richieste dal mercato. In questa prospettiva, la LUISS Business School promuove un ecosistema integrato di conoscenza, ricerca e innovazione, capaci di accompagnare la crescita di persone e organizzazioni. Noi abbiamo ormai da alcuni anni dedicato attenzione a Belluno, proprio perché sta al centro di una realtà molto viva, quale è quella del territorio e del settore dell'occhialeria in modo particolare. Nella nostra strategia multi-hub, cioè cercare di far connettere luoghi diversi e persone che fanno formazione in luoghi diversi e quindi in realtà economiche e industriali diverse, Belluno rappresenta un po' un unicum, perché noi attualmente siamo presenti oltre che a Roma, a Milano, ad Amsterdam e a Dubai, e quindi Belluno è l'hub più piccolo e più particolare. Sono sempre più presenti sulle strade delle nostre città. Ora in arrivo un'importante riforma per i monopattini elettrici. Dal 17 maggio dovranno essere muniti di targa. Modifica il codice della strada, la prima entrerà in vigore il 17 di maggio, che è l'obbligo per tutti i monopattini di proprietà e anche quelli ovviamente che si prendono a noleggio, di avere il certificato, la targa diciamo, che identifica il monopattino stesso. Questa è la prima novità per i possessori di monopattini elettrici. Dal 17 maggio, infatti, sarà obbligatorio dotare i mezzi di una targa rilasciata dalla motorizzazione civile. Per richiederlo sarà necessario pagare circa 35 euro tra bollo e diritti. La richiesta di contrassegno dovrà essere fatta da un maggiorenne. Non solo questo, però,
perché in estate ci sarà un'ulteriore novità. La seconda modifica entrerà in vigore il 16 di luglio e per il 16 di luglio tutti questi monopattini elettrici dovranno dotarsi anche di un'assicurazione specifica, quindi non sarà sufficiente una responsabilità civile verso terzi, ma è necessaria proprio un'assicurazione come quella che si fa normalmente per le auto. Da inizio anno sono stati 11 gli incidenti a Padova che hanno coinvolto monopattini, 126 le persone fermate senza casco e 10 quelle che andavano in due sul mezzo. Dati in linea con l'anno precedente. L'obiettivo è aumentare la sicurezza, non solo quella dei conducenti dei mezzi elettrici. Quello che a noi sta a cuore è la sicurezza non solo per chi guida il monopattino, ma anche per i nostri pedoni, per le persone, per le bambine, per i bambini che attraversano la strada e che quindi magari possono essere in pericolo da questo punto di vista. Abbiamo notato che con le varie sanzioni che sono state elevate nel 2025 e in questi primi mesi del 2026, la situazione sta un po' migliorando. Per esempio l'uso del casco adesso lo si vede un po' più con maggior frequenza rispetto al passato. Si è chiusa a Treviso, da Picasso a Van Gogh, la mostra curata da Marco Goldin con numeri straordinari, 156.000 visitatori in 156 giorni di aperture con ricadute per la città di quasi 10 milioni di euro, terza mostra più vista in Italia. Devo dire che c'è da essere particolarmente contenti. Treviso con questi 156.000 visitatori è stata la terza mostra più visitata in Italia nella stagione espositiva 25-26, dietro soltanto alla mostra su Beato Angelico a Firenze e a quella sugli Egizi alle Scuderie del Quirinale a Roma. Quindi diciamo che anche per quanto mi riguarda, avendo lavorato, questa è la terza volta che torno a Treviso a lavorare, confermare insomma i dati che collocano Treviso sempre ai primissimi posti delle mostre più visitate in Italia. Si chiude la mostra da Picasso a Van Gogh con numeri record, 156.000 visitatori per una media di 1.000 al giorno per i 6 mesi di apertura di un evento che ha richiesto quasi 2 anni di preparazione, con una ricaduta economica di 10 milioni di euro per la città. E in tutto questo essere la terza miglior mostra in Italia aggiunge soddisfazione personale al curatore, tornato con gli onori del figlio al prodigo. Molto bene i dati italiani, con visitatori da 104 su 107 province, ma ottimo anche il dato degli stranieri e delle audioguide noleggiate. Sicuramente il numero delle audioguide noleggiate è stato incredibile, questo significa 42.000, una cosa pazzesca, e significa che le persone avevano voglia di approfondire questo percorso diverso anche rispetto a uno normale, quindi un percorso a ritroso nella storia dell'arte, che peraltro ci è valso anche il premio del Ministero della Cultura, che ha segnalato la mostra di Treviso come di particolare interesse culturale e scientifico. Molto buono il dato della provenienza estera, alla fine attorno al 10%, e poi davvero 104 province su 107 province italiane, quindi praticamente tutta l'Italia che a decine o a centinaia o a migliaia di persone è venuta a Treviso per questa mostra. A beneficiare di tutti questi numeri anche il commercio, che si è fatto trovare pronto. C'è anche stata una propensione alla spesa, ovviamente in primis sul turismo, che vuol dire bar, ristoranti e alberghi, e in quota parte anche sul commercio. Ce ne accorgeremo l'anno prossimo quando non ci saranno questi numeri e lì capiremo quanto sono importanti questi eventi per una città come Treviso. Fondamentale l'apporto dei quasi 20 partners, tra cui Fondazione Marca Treviso, che ha testimoniato un più 9% sugli arrivi turistici in città, concomitante col tempo della mostra. Ma, dicono, serve ancora lavorare ulteriormente sul trattenimento delle presenze. Il 60% dei visitatori ha scelto il biglietto prenotato per tempo, ma notevoli sono state anche le affluenze libere. Infine, un dato da migliorare è quello delle scuole, solo un 8% di presenze, in gran parte venete. Ma, ha detto Goldin, in questo caso hanno inciso le spese di trasporto, che per molte famiglie sono diventate proibitive. E ora si guarda al futuro di Treviso, il futuro culturale delle mostre a Treviso, e sembra ancora all'insegna di Marco Goldin. Il sindaco sa benissimo, il sindaco con cui ho un rapporto cordialissimo, ma sa molto bene che
Ho tanti impegni e la prossima stagione io la passerò a teatro, tra l'altro venendo anche a Treviso il 26 novembre con lo spettacolo sulla vita di Van Gogh, ma anche in altre città venete e in tutta Italia davvero, Sicilia, Sardegna comprese, quindi è un grandissimo impegno per quanto mi riguarda, quindi sicuramente non una chiusura, però bisogna considerare anche gli impegni che personalmente ho. Il sindaco chiama, Goldin risponde, per ora è un nì al suo futuro immediato per un altro grande evento in città, ma dati i numeri è prevedibile che il primo cittadino insisterà in modo importante. Numeri che ci riempiono di orgoglio, numeri che ci riempiono anche di responsabilità. E quindi ho già detto che con Marco stiamo dialogando per il futuro, perché l'obiettivo nostro è quello di dare continuità a queste opportunità. Marco è un grande patrimonio della città di Treviso che va in senso buono ovviamente sfruttato. Noi dialoghiamo insieme, collaboriamo, l'obiettivo è quello di continuare insieme e quindi ci guardiamo attorno e capiamo quale opportunità poter cogliere per far crescere la nostra città. A breve presenteremo un altro ciclo di mostre importanti, però non è detto che Marco torni tra 2 anni e quindi insomma i dialoghi che stiamo portando avanti non si pongono paletti di data, l'unico paletto che ci poniamo è quello organizzativo. Nel frattempo il Ministero della Salute ha riconosciuto l'arte come terapia. Una città con più arte è certamente anche una città più felice. Questo dà dimostrazione proprio di come la cultura possa essere un importante vettore per una serie di volani, di elementi aggiunti che sono sicuramente la parte economica ma anche la parte del benessere dei cittadini, perché poter vedere, frequentare una mostra con questi capolavori sicuramente fa bene anche all'animo, quindi noi siamo estremamente soddisfatti di tutto quanto è successo in questi 6 mesi. Siamo in chiusura, io vi lascio alla sigla le previsioni del tempo e poi l'approfondimento della CGIL per parlare di scadenze fiscali. Ci vediamo più tardi, grazie.